Immagini della Sardegna, una cultura creata dall'incontro di molteplici essenze mediterranee. Maria Carta, cantante folk ma anche qualcosa di più, porta queste essenze nella sua voce e nei suoi canti. Tristezza e patimenti, amore per il vento e per le case accanto alle chiese spagnolesche, per il sole e per i panorami larghi e senza fondo. Nel successo del folk mondiale, quello della Sardegna costituisce certamente un successo a sé stante, la riscoperta cioè di una cultura originalissima, non subordinata né tributaria di alcun'altra cultura. Di tutto questo canta Maria Carta, dolce e prepotente, sacerdotessa dei nuraghi. E cos'è questo folk, questa scoperta del folk? Io direi che invece è la scoperta dell'uomo in genere, dell'uomo di tutte italiano, dell'uomo del mondo, ma anche delle sue culture. Io credo che in effetti l'uomo è sottovalutato per quello che è, come è sottovalutato l'uomo sardo, la mia cultura. E io vi presento le canzoni dei miei vecchi, dei miei padri, dei padri dei miei padri, però qui ci sono anche le pietre da presentarsi. Ora i sardi dice che sono attaccati alle proprie pietre, ma forse è un fatto nostro inconscio, perché le nostre pietre ci ricordano quello che eravamo e quelli che in effetti dobbiamo essere. E la Sardegna, non lo so, in Sardegna ci sono i banditi, sono delle cose negative. Ma no, ma siamo noi, siamo veri. Io dice che sono molto triste, ma io rido, io scherzo, io canto, io piango, come tutte le altre donne, come tutte le donne sarde. Però c'è anche il momento che io mi pongo il problema di parlare in italiano, però prima di parlare in italiano io penso in sardo, perché non voglio sbagliare, perché questa è la nostra lingua. Noi in effetti nos immentigamos, soffrimus, non possiamo ubicare senza manigare, però non possiamo stare senza parlare, perché la parola, il nostro dialetto fa parte di noi stessi, del nostro mondo, di noi che giorno per giorno dobbiamo superare questa vita che ci tormenta ogni giorno ancora di più. E io quando canto cerco di essere come era mia nonna quando cantava, come era la madre di mia nonna. E così, come le cantanti siciliane, pugliesi, calabresi, anche loro cercano di esprimere quel mondo che non lo si conosce, che non si conosce abbastanza bene. E la Sardegna, credetemi, non è conosciuta per quello che la Sardegna è, ma per quello che la Sardegna magari vorrebbe essere, perché voler essere cosa significa? Ed io credo che red essere significa essere nessuno, perché ognuno di noi dobbiamo essere noi stessi, veri, in effetti.